Ministro, le Paralimpiadi che messaggio devono dare di inclusività e di sostenibilità? Ma intanto un messaggio che ci aiuti a cambiare la prospettiva, no? Per fare un grande salto, quello di non parlare più solo di assistenzialismo, ma davvero di valore di ogni persona. Le Paralimpiadi fanno vedere quelle che sono le capacità, i talenti, le competenze dei nostri atleti e io credo che questo debba essere trasmesso in tutti i giorni, nella vita quotidiana, perché vale per lo sport, ma vale per il lavoro, per la vita sociale, ricreativa, per le persone che incontriamo ogni giorno. Ecco, abbiamo visto dei progetti portati avanti anche dalla Regione Veneto, tra cui anche quella di autosufficienza di alcuni volontari nella canonica di Cortina. Cosa rappresenta questo progetto? Un bellissimo progetto per l'autonomia, hanno iniziato a parlare di turismo grazie anche alle risorse che noi ripartiamo sul turismo accessibile come Ministero, ma qua stanno andando ben oltre, stanno usando risorse sia umane che economiche, pratiche, territoriali per sviluppare un percorso che possa essere davvero un patrimonio per tutti, per la conoscenza nel mondo del turismo, per approfondire le conoscenze del territorio, ma anche la propria autonomia, la propria capacità di vivere in modo indipendente.